Due pilastri di cemento lì, scarpati dal colpo, il primo e anche il secondo si era accorto anche i carabinieri, ha capito che io non mi ero accorto. Dopo la macchina correndo si è girata e trovata in mezzo a strada qua adesso. Lei si è svegliato proprio dal boato che ha sentito. Sì, tutti qua, al colpo, venuti fuori subito anche loro. Un boato nella notte ha svegliato via Carturo a Piazzola sul Brenta. Erano le 4:30 quando un'auto proveniente da San Giorgio in Bosco con a bordo due uomini, entrambi di origine marocchina, si è scantata contro un muretto di questa abitazione subito dopo il ponte. Ad avere la peggio è stato il passeggero, Lasni Ayub, 31enne nato a Cittadella ma residente a San Pietro Ingù, morto sul colpo. Il conducente di 39 anni è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita ed è ricoverato all'ospedale di Cittadella. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente dalle lamiere, i sanitari del SUEM e le forze dell'ordine che hanno sequestrato l'auto per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Non si esclude che lo schianto sia avvenuto per una manovra azzardata o per la velocità eccessiva, ma al momento non è ancora stata confermata alcuna ipotesi.